Diciamo che il termine a cui noi piacerebbe arrivare con la strada completamente funzionante è il 2014. Ancora 2 anni e mezzo di lavoro per vedere realizzato il sogno dei bellunesi, il traforo di Col Cavalier, quei 1800 metri di galleria che farebbero respirare residenti e automobilisti. I lavori proseguono a ritmo serrato, nonostante la paura di sorprese nel terreno, a pochi metri c'è la famigerata frana di Via Miari, tutto prosegue secondo i piani. In galleria in questo momento stiamo trovando esattamente quello che ci aspettavamo. Dal Ponte Dolomiti è già possibile vedere l'ingresso del tunnel. La galleria è già entrata nel colle per 27 metri. A giorni si tornerà a scavare per aumentare la profondità del traforo, ma prima è necessario mettere in sicurezza la copertura. Un lavoro che richiede almeno 3 giornate. Con questo enorme macchinario si praticano dei fori nei quali vengono inseriti i pali che garantiscono un tetto sicuro agli operai al lavoro. Almeno una 60 le persone all'opera, tra tecnici e manovali. Molti sono impegnati sul versante nord, quello più visibile, ma si lavora anche sull'altro lato del colle. Qui si è già realizzata la pista d'ingresso al traforo, un centinaio di metri che verranno poi coperti da galleria artificiale. Il cantiere è al riparo dagli occhi indiscreti degli automobilisti, ma è ben visibile a quello degli abitanti della zona. Presto però polvere e rumori saranno solo un brutto ricordo. Si sta lavorando per posizionare pannelli fonoassorbenti e cannoncini a acqua per limitare la volatilità delle polveri. Una risposta per ogni problema, perché a Col Cavalier gli imprevisti per ora non riguardano la galleria. Gli imprevisti quasi previsti di lavoro, abbiamo avuto qualche piccolo problema all'esterno dove ci sono stati alcuni piccoli movimenti franosi. Anche in questo caso buone notizie in arrivo. Domani sera la provinciale, franata ormai una decina di giorni fa, dovrebbe essere riaperta al traffico in entrambi i sensi di marcia. Col Cavalier sta diventando realtà.